adesso basta, basta con questi infortuni sul lavoro. Chiedo veramente a tutti, istituzioni, controparti, sindacati, colleghi, di fare di più, di fare qualcosa di più, così non è più possibile. Abbiamo fatto manifestazioni, chiediamo che ci siano controlli, chiediamo che ci sia sicurezza, chiediamo che ci sia nelle scuole la formazione, più controlli, più tutto, ma morti tutti i giorni non se ne può più. Dobbiamo darci tutti insieme una svegliata. All'indomani dell'incontro col nuovo assessore regionale Mantovan, a cui la UIL ha anche chiesto un forte rilancio delle politiche sulla sicurezza, il Veneto piange un'altra vittima che ha perso la vita sul posto di lavoro. I sindacati lanciano lo stesso messaggio: basta con le morti sul lavoro, basta con le parole, quello che serve sono azioni concrete, serve un piano strategico, ribadisce a gran voce la CGIL. Servono atti concreti. Se le istituzioni non vogliono ancora una volta dimostrarsi lontane dalla vita delle persone, dalla vita dei lavoratori, di fronte a queste tragedie devono smettere di usare le parole e agire con i fatti. Per noi i fatti sono un nuovo piano strategico che davvero dia il segno che il Veneto sceglie di tutelare i lavoratori, la vita delle persone, la vita delle lavoratrici e dei lavoratori prima del profitto. Serve dare un messaggio molto chiaro a tutto il sistema produttivo, al sistema industriale, che non è più tollerabile e non saranno più tollerati le migliaia di infortuni che ogni anno avvengono nel nostro territorio. Siamo in cima come Venezia, in cima a una classifica drammatica che è quella dei morti e degli infortuni sul lavoro, infortuni che producono poi anche danni permanenti ai lavoratori per moltissimi anni, se non per l'intero arco della vita. Per questo noi diciamo basta parole, basta cordoglio, la politica e le istituzioni facciano finalmente i fatti tutelando la vita, tutelando le lavoratrici e i lavoratori.